Chi proviene da un altro continente potrebbe rappresentare un pericolo per i siciliani. Lo ha detto al quotidiano La Sicilia Carmelo Jacobello, primario del reparto di malattie infettive del Cannizzaro di Catania. Il medico si riferisce agli immigrati positivi al Covid, per i quali bisogna prestare la massima attenzione per evitare seri rischi alla popolazione. E allora nasce spontanea la domanda: il governo regionale si sta muovendo nella giusta direzione? Il presidente Musumeci ha intenzione di usare il pugno duro e agire di conseguenza? La maggior parte dei cittadini intanto si dice sconcertata dalla richiesta proprio di Musumeci di richiedere nuove navi per la quarantena dei migranti. La gente piuttosto si aspetta dal governo regionale una netta presa di posizione contro gli sbarchi, usando tutte le azioni possibili per contribuire alla prevenzione della odiosa tratta di esseri umani. Ecco allora che non servono navi, ma l'impegno dei governi sia regionale che nazionale per rispondere all'emergenza. Al governo centrale bisogna chiedere di affrontare la questione con la dovuta energia e serietà per scongiurare i rischi temuti. L'appello che va rivolto ai parlamentari eletti in Sicilia e in provincia di Agrigento in particolare deve essere quello di destinare all'isola tutta l'attenzione che serve in questo momento. È chiaro che non sarà certo la presenza di altre navi a far dormire sonni tranquilli alla popolazione siciliana. L'augurio è che tanto a Palermo che a Roma lo abbiano già compreso.